Amici bellini, buon martedì, risponderebbe uno, buon martedì o cazzo, perché purtroppo io pensavo, vabbè, magari non faccio il video sul fatto che Ghoulam è positivo perché tanto sposta poco, ma volevo parlarne anche perché l'argomento Ghoulam mi interessa. Però la notizia seria che ci manda completamente nel baratro sono le 4:20. Siamo pronti, via! È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. E allora ragazzi, una cosa è Ghoulam, ma una cosa è K2. Per quanto il ragazzo ogni tanto abbia delle amnesie, ogni tanto rompe la linea difensiva, se ne va, vuole creare superiorità numerica, a volte può essere presuntuoso, dice io sono più forte, lo recupero e magari si distrae. Ragazzi, ma senza K2 in questo momento, perché tu puoi fare di necessità virtù ogni tanto, puoi fare un po' di turnover. Io avevo chiesto un po' di riposo per Koulibaly contro la partita, almeno col Crotone, invece no, era inamovibile nelle gerarchie di Gattuso finché non si è infortunato. Adesso con la positività di Kalidou Koulibaly io veramente ho difficoltà ad immaginare questo febbraio senza tragedie, perché poi nessuno, dato che non si è fatto finora, no? non si è ricordato con onestà le difficoltà del Napoli proprio a livello numerico che stiamo affrontando, perché togli due attaccanti principali sui quali tu avevi organizzato tutto il sistema di gioco, fai di necessità virtù, però no, chi di dovere doveva comunque attaccare Gattuso, eccetera eccetera. Ma non è questione di alibi, è questione di attenuanti che uno deve considerare, mettere tutto sul piatto e capire, ok, questa è la situazione in cui ci troviamo, si può fare meglio, sicuramente si può fare meglio, c'hai Petagna, c'hai Lozano, ok. La questione Ghoulam, per me è grave, ma grave, nel momento in cui Ghoulam rilascia una dichiarazione, che di solito sono le dichiarazioni frasi fatte, no? Io sto bene, devo solo giocare per riacquistare la forma. Nel momento in cui qualche minuto lo fa e mi dico, ma parliamo di minuti, anzi mi faccio aiutare, perché voglio essere preciso, dato che io, lo sapete, sono in contatto con i giornalisti e i giornalisti mi aiutano a non dire stupidaggini, e le stupidaggini, voglio evitare stupidaggini, quindi vi dico con precisione, visto che stava per uscire l'articolo di Guido Gentili, praticamente vi dico subito. E infatti in questo momento mi scrive bye bye tutto, perché è proprio una cosa incredibile. Ghoulam gioca un totale di, fammi vedere bene, 446 minuti in tutto, ok? Se fate il confronto con Di Lorenzo 2526. Quindi nel momento in cui il giocatore magari non ha i 90 minuti delle gambe, ma comincia a non entrare nemmeno pochi minuti alla fine, c'ha i 5 cambi, quindi partite chiuse, partite così, poteva avere più minutaggio. Invece no, a volte è stato messo in attacco perché magari in difesa è più un rischio che altro. Quando sai che non hai altri terzini, tu adatti Yusai a sinistra, che è una tragedia onestamente. Quindi vuol dire che me lo devono spiegare, perché la domanda in conferenza stampa, oppure i giornalisti, l'intervista post partita, nessuno chiede e si insistono a dire hai visto il veleno nella tua squadra oggi? Queste domande a me, io me le faccio fritte e le risposte saranno frittissime, sono le famose risposte frittissime di domande che sono aria fritta. Fate la domanda seria, perché sei costretto a mettere Yusai adattato a sinistra quando hai Ghoulam e non è ufficialmente infortunato? Cosa ci sta dietro? Perché non può giocare? Allora mettetelo anche in difficoltà, fatemi vedere di fronte alla difficoltà. Gattuso non si tira indietro, perché lo avete visto, quando lo punzecchiano, lo pungolano sulle domande importanti, lui dice anche oltre quello che dovrebbe, no? Non parla il calcese, il calciopolese, no, calciopoli no, non c'entra. Ma comunque fate questa domanda qua e spiegatemi perché noi dobbiamo rimanere con 3 terzini in totale e ti vendi anche mal qui. A me questo mi interessa. Quindi la positività di Ghoulam, uno poteva anche fare, sai,
pensare male e dire ma magari si sono concordati la positività, dice vabbè diciamo che è positivo così non esce la domanda, non lo possiamo comunque, lo isoliamo, però io non posso fare illazioni perché non so niente eccetera eccetera, ma mi sembra evidente che se è fuori dal progetto come lo era Malqui, e poi è chiaro è una questione anche di ingaggio perché l'ingaggio di Ghoulam è difficile che una squadra se lo possa accollare, ma evidentemente qualche cosa ci deve essere che non va e che non ci dicono. Ghoulam e Koulibaly sono due ragazzi che si adorano, che probabilmente si frequentano anche fuori dal campo, nel momento, sempre nel fattibile, no? Se finiscono gli allenamenti, magari se ne vanno insieme, magari abitano vicino. Non so niente di tutto questo nello specifico, ma si sa che sono molto amici. Ora si sono aiutati a mangiare una cosa insieme, eccetera, eccetera. Ragazzi, il risultato è che se perdi Ghoulam, hai perso uno che comunque non utilizzavi. Appena rientra Fabian Ruiz, tutto a posto, almeno avevamo un cambio in più. Perdi Koulibaly, scordiamoci l'utilizzo a questo punto della difesa a 3, perché sì, lo puoi fare con Rachmani sicuramente, ma poi tieni tutti i difensori a disposizione, tutti in campo, e quindi non è possibile. E non pensate alla difesa a 3, quella là in stile Conte, con tipo Maksimovic, Di Lorenzo, Isai per esempio, con i terzini adattati centrali, perché non lo possiamo fare. Prendiamo imbarcate incredibili tipo Kolarov e D'Ambrosio, difensori come ha fatto prendiamo imbarcate incredibili, quindi quello non si potrà fare assolutamente. Bisognerà fare di necessità virtù con Maksimovic e Manolas, con Rachmani che verrà utilizzato più spesso. Speriamo che abbia un ottimo impatto. Rachmani comunque ci ha fatto vedere delle belle cose l'anno scorso, non ci fissiamo sull'esordio shock, no? First reaction shock che ha avuto con quel retropassaggio tremendo e sanguinoso. Ora purtroppo non perdi solo un difensore, ma perdi anche un punto di riferimento per quanto riguarda l'uscita da dietro, che è il problema principale del Napoli, perché lo sappiamo che Manolas coi piedi ha dei limiti. Ultimamente devo dire che si sta impegnando e sta facendo anche meglio di quello che mi aspettavo, ma i limiti ci sono. Un poco meglio Maksimovic, ma non è questo regista difensivo. Rachmani non mi sembra che lo sia, speriamo ci possa sorprendere. Ragazzi, lanciare lungo subito, perché il tic toc tic questa volta veramente, nel senso, il fazzoletto di Facim che si fa nell'area nostra ci può portare più problemi che soluzioni, perché sì, magari fai uscire la squadra che ti fa il primo pressing, ma o lo fai bene che esci palla al piede con le triangolazioni, con i passaggi di prima eccetera eccetera, oppure vai in difficoltà, la devi lanciare lo stesso, non hai più la possibilità di aggredire la seconda palla, stat buona maronna. E quindi praticamente qualunque squadra ci metterà in difficoltà, l'Atalanta di più, perché l'Atalanta fa bene il primo pressing, è abituata ad essere aggressiva, ma tutte le squadre ci possono mettere in difficoltà quando non abbiamo la partenza da dietro. Quindi speriamo che ritorni Osimhen in piena forma, perché io sento di notizie che si insisterà con Lozano, perché Petagna comunque è infortunato e sta giocando con infiltrazioni e sta stringendo i denti. Deve tornare immediatamente Osimhen in forma, così abbiamo la soluzione tattica di lanciare qualche pallone in avanti, perché su Lozano la palla in avanti è bene o male palla persa. Siamo tutti piccolini, con Politano, Lozano, Insigne, diventa una tragedia. E poi capisco, sì, diciamo Gattuso out, tutto quello che volete voi, ma c'era bisogno di vendersi Llorente? C'era proprio bisogno di risparmiare quei 2-3 milioni? Non lo so. Anche questa cosa secondo me va presa in considerazione, perché siamo in emergenza totale, e ti poteva tornare utile un lungagnone che statico per quanto vuoi tu, ma almeno gli puoi lanciare la palla e tiene bloccati i difensori, altrimenti le squadre avversarie ci possono attaccare anche con i difensori, perché non saremo pericolosi. La vedo nerissima, maronna mia. Questo è il video iscrivetevi al canale, lasciate un like, iscrivetevi al canale Telegram, perché poi che cos'è oggi? Venerdì. Io devo fare delle interviste, devo fare delle altre cose, ma state tuned, perché da New York Valerio Fluido è tutto, ma non è tutto. Mamma mia, come ne usciamo vivi da questo febbraio?
Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, bomba, c'è stato da saperio solo, non mi ricordo come mi chiamo.